Buonasera, onoratissimi di essere anche quest'anno qui presenti al premio Troisi. Quest'anno saremo in una veste un po' diversa perché in questo periodo così un po' di Covid per tutti abbiamo fatto dei ripassi delle letture e proprio questa sera ne leggeremo qualcuna per voi. Infatti, signore e signori, vorremmo onorare questo bellissimo palco con un momento di cultura, io direi, pregnante, quindi scusateci per la doverosa concentrazione. Leggi. Hai ascoltato leggi? Non capito. Leggi. Cosa? Che lo cazzo sappia cosa? Leggi. Dicevo, scusate per la concentrazione. Hai ascoltato un libro? Che? Un libro. Quale? Che lo cazzo che si sente? Che... Secondo me è la droga scaduta. Oggi arrête? Sì. Arrête. Okay. Arrête, francese, arrête. Cioè arrête. Stop, arrête. Sinon, tuz. Tu? Sì. Arrête. No, e poi Nanta. Stop, Nanta, stop. Sinon, tabouk. Tu? Bash. Stop, bash, sinon, ta capote. Francese. A boff. Stop, boff. Ah sì, no? Schiat. Le châle. Che? Le casque s'arravogne, le casque arravouillé, le comprique, le casserole. Les scarfons, le canaron, le Scarface. Do you know Scarface? Yes. Yes. Il francese, americano. Signore e signori, i Ditelo Voi Educational presentano L'Odissea. Oggi narreremo per voi le vicende di Ulisse, re di Itaca, che con astuzia e coraggio conquistò la città di Trota. Troia. Soreta. Mamma. E mentre Ulisse vagava peregrino ad attendere il suo ritorno c'era Penelope. Buonasera, sono Penelope. Ma non si emoziona. Figlio mio, sono ormai 20 anni che tuo padre Ulisse non ritorna. Sono preoccupata, non mi preoccupassi, ma mi preoccupo. Si viene cago Covid in quello ucciso. Stai tranquilla madre, stop. Stare bene madre, stop. Quante volte devo ripetertelo? Ti chiami Telemaco, non telegrafo, strunzo. Figlio mio, ci sono ospiti di là per me. Sì madre, stop. C'è qualche uomo tra di loro? Sono tutti uomini. Falli entrare. Falli entrare. Voi siete bebbo fallere. Ma che mamma mia. Salve Penelope. No! No! Non chiamarmi Penelope. Chiamami Pene, più chic. Non chiccassi ma chic. Salve Pene. Questi uomini che vedi con me appartengono al popolo dei Proci. Vela, complimenti. Quanti proci, complimenti. Non complimentassi ma compilation. Ed io sono il capo dei Proci. Ah, sei il procione. E dimmi procione. Penelope, sappiamo che da troppo tempo non vedi tuo marito. Che ti manca la figura di un uomo al tuo fianco. Nel calore di due braccia possenti che ti sostengano. Per questo io e i miei uomini siamo qui per chiedere la tua... La mia? Ma che so re! Oddio, sapeva dove ha ucciso. Oddio. La mia? La tua mano. A mano? Sono 20 anni che non vedo mio marito.
Cazzata fa questa mano, scusate. Vedete bene, forse avete sbagliato a scrivere. Forse avete pensato una cosa. Vire buonasera! Sto come una pazza! Ma lei è sempre Un po' Covid, era poco marito, vedete bene, ma sto proprio come una rannata. Ma lei è una regina, non deve dimenticare di essere una regina. Non me ne fotto, va bene? Sono vasciaiolo quando... sentite, vedete buono, leggete, piacere. Forse avete sbagliato a scrivere, quella a volte è una lettera. Vedete buono, mi piacere! Rimedio subito. Vedete? Grazie. Dicevo, io e i miei uomini siamo qui per chiedere la tua mano. No, vabbè, allora io credo benissimo. Voi non siete Proscio così, io siete un grandissimo Proscio, proprio chi li lava. Comunque, caro Proscio, se vuoi una mano bisogna aspettare. Ho da finire la tela e non te lassi, ma te l'avrei data. Intanto sull'isola di Ogygia Ulisse era intrattenuto dalla ninfa Calippo. Calipso, animale, Calipso. Spezzo per Calipso. Calipso. È giusto Giorgio che oggi Giorgio lascia Ogygia? Chi? Calipso. Sì, È giusto Giorgio che oggi Giorgio lascia Ogygia? non si è capito. Cari, è già partito. Vado via. Che parla bene. Perché Ulisse ti sei stancato di me? Non ti piacciono più i miei calippi? I tuoi gelati, mia cara Calipso, sono i migliori del Pelopopero. Del Polopoparo. Del Poropopò. Poropopò e poropopò Olè! Così Ulisse di buon mattino partì da Ogygia con la zazzera. Con la zattera, ma durante il suo peregrinare venne richiamato dal famoso canto delle sirene. Accostate la nave sullo scoglio a destra, accostate la nave sullo scoglio a destra. Non ho capito cosa bisogna fare. Scoglionate a destra. E così, pagato un verbale di 200 scudi, Ulisse ripartì, ma una tempesta sollevategli contro da Pordenone. Poseidone! Sì, lo feci naufragare sulle cosce della Libia. Sulle coste della Libia! Olè! Terra! Non terrasse ma terrone! Marinai, finalmente un nuovo ospedale. Un luogo ospitale! Scusa, ho letto male. Ulisse sbarcò su un'isola popolata da tanti animali. C'erano mucche, porci, cani, cavalli, galline, ornitorinchi, iguane, boreali, gru, gnu. Come cazzo fa ognuno? Tanti animali ognuno, fammi fare una tanti. Sì, ma sull'isola c'erano anche tante capre selvatiche. A me che fuoco a valle, a me che Compagni, ma voi non avete fame? A me quella capretta mi stuzzica tanto l'appetito. Beh, Oh, guarda che signore ce l'avevo con te. ma tu stai più vicino. Ma quello sta guardando proprio a te. Cazzo. Presto, mangiamola! Fregami! Io sogno Polifemo. E voi? Voi come siete? Come fate? Come volete? Come a menchia? Polife, un solo occhio, ma quando amici? Complimenti. Ma veramente. Gentilissimo, adesso vi mangio a tutte quante! Presto, marinaio, infilagli il palo. Non lì, nell'occhio. Chiacca. E così Ulisse, scampato alla furia del ciclope, ritornò dalla sua Penelope e se la baciò. No. Se la accarezzò. No. E mica se la trombò. Sì!